Rugby House. Al Battaglini di Siena il Casinò di Venezia per la settima giornata del campionato di eccellenza di rugby. I rossoblù schierano Calanchini, Zorzi, Pace, De Gaspari, Bacchetti, Bustos, Basson, Guzman, Montariola, Nauer, Tumiati, Reato, Golfetti, Maoni e Boccanon. Per i lagunari invece Fiorani, Bonicelli, Daupi, Campagnaro, Lunanova, Vassallo, Gobbo, Dima, Boioli, Palandrani, Gerini, Seel, Ceglie, Giannesini e Petinari. Rovigo guadagna subito un pallone rubato grazie all'intervento di Montariola nel punto a terra, apertura al largo per i rodigini. Il pallone arriva a Bacchetti che riesce a raggiungere l'area dei 22 e qui c'è un intervento falloso già in questo raggruppamento da parte dei veneziani. Il Rovigo mantiene il possesso, gioca ancora al largo, però poi interviene l'arbitro Vivarini di Padova, coadiuvato da Mitre e Laurenti, che assegna il non vantaggio giocato, e quindi prima occasione per il Rovigo con German Bustos che centra i pali e quindi porta in vantaggio Rovigo dopo pochi istanti. I rossoblù sono attesi dunque a una vittoria importante con il bonus possibilmente, visto che il Casinò di Venezia ha soltanto 0 punti in classifica, guadagnati peraltro con 4 bonus ottenuti durante le prime 6 giornate. Il Rovigo falloso, quindi potrebbe approfittare il Venezia con Vassalli che però sbaglia un penalty piuttosto centrale. Palla recuperata da un calcio di Bonicelli da parte di Stefan Basson che contrattacca, splendida iniziativa del folletto di Ceres in sostegno esterno, Bacchetti che fa fuori con una finta all'estremo del Casinò di Venezia e altri 2 placcaggi nulla servono e prima meta del Rovigo. Pochi minuti e il 3/4 rodigino si è ripetuto, stavolta nessuno l'ha bloccato, è riuscito a marcare la prima meta della giornata. Arriva anche la trasformazione di Bustos per il 10-0 per il Rovigo. Ancora una palla recuperata con una piroetta, un tuffo sull'erba da parte di Basson, pallone a Calanchini che tenta un'incursione al centro, viene scaraventato in aria con uno spear take da parte di Palandrani, ancora il Rovigo in vantaggio, Bustos per De Gasperi, bravissimo il 3/4 centro del Rovigo nell'asse verticale. Poi però c'è un passaggio in avanti volontario del Rovigo, il Guardialini interviene e ammonisce l'arbitro Vivarini, il numero 6 del Venezia, che prende il cartellino giallo e va anzitempo ad attendere i 10 minuti di sospensione. Bustos realizza il calcio piazzato e il punteggio lievita per il Rovigo 13-0. Tutto facile per il Rovigo? Sembrerebbe di sì dopo questo inizio. Qui vedete ancora un intervento falloso dei veneziani, i rodigini esplorano l'asse verticale con Luke Mahoney, con Tumiati, palla largo, splendida azione ancora dei rossoblù, Guzman che vedete riesce a mettere a disposizione un ottimo ovale per i compagni di reparto, pallone all'esterno per Golfetti, Bonabon, ma viene placcato, il pallone gli sfugge in avanti e dunque per il Rovigo sfuma questa iniziativa del PAC. Tuttavia l'arbitro Vivarini segnala un'infrazione in un placcaggio dei veneziani, ne potrebbe approfittare Rovigo con Bustos che però sbaglia questo penalty. Il punteggio rimane invariato, il Rovigo comunque insiste, riesce a mettere in difficoltà la mischia dei veneziani proprio in virtù della superiorità numerica. Qui guadagna un calcio di seconda, Guzman gioca velocemente cercando di sorprendere i veneziani. Raggruppamento in piedi, la palla viene messa a disposizione per Basson che ancora una volta si prende la responsabilità di esplorare attorno al pacchetto di mischia veneziano, guadagna 4 metri in avanzamento e poi arriva anche un fallo, un ingresso laterale da parte terza linea del Venezia. Questa volta il gentiluomo di Mendoza non sbaglia e dunque lievita il punteggio nel Rovigo alla conclusione del primo tempo. Siamo ormai su 16-0. Ancora una palla di recupero per i rossoblù con un'azione splendida di Basson che con un piede allunga il pallone al proprio compagno di reparto Bustos. Seconda fase del Rovigo in corridoio, arriva proprio Bustos come mediano di mischia, palla fuori, Basson, apertura al largo, Tumiati imposta un setup con palla a terra, ancora Basson e ancora un'azione del Rovigo in corridoio con pallone per Zorzi che vistosi chiuso calcia a seguire. Ecco Calanchini, recupera palla Pablo e riesce a marcare una meta incredibile per astuzia e potenza fisica. Eccolo qui, vedete, prende il pallone e poi si tuffa al di là della linea di meta. E arriva anche la trasformazione di German Bustos e quindi il secondo tempo è iniziato piuttosto bene per i rossoblù. I lagunari però reagiscono e in virtù di una certa superiorità manifestata nella mischia ordinata, vedete, provano a imporre la forza della mischia sui rossoblù che si difendono come possono anche con qualche fallo di troppo. E qui però vedete i lagunari con questo rolling maul in piedi dunque riescono ad arrivare oltre la linea di meta del Rovigo, tentano anche di schiacciare l'ovale a terra ma non ci riescono.
entusiasmo. L'arbitro Vivarini è lì, controlla e poi comanda una mischia per i lagunari. Dopo varie mischie contrastate anche con penalità da parte di rossoblù, arriva l'ennesimo carrettino ai danni del Rovigo e purtroppo anche in questa occasione non ci sarà niente da fare. Meta tecnica che l'arbitro assegna ai veneziani. Legittima la loro soddisfazione per questa realizzazione. Arriva anche la trasformazione di Vassallo in mediana apertura e poi il Rovigo nell'ultimo quarto di gara con uno schema 8-9, ecco Basson che trova il varco attorno al pacchetto di mischia e poi non c'è nulla che possa fermarlo e va a schiacciare in meta proprio davanti al nostro operatore. E così arriva la terza meta della giornata. Vedete il buco che trova Stefi Basson, nessun placcaggio da parte del mediano apertura veneziano e poi chi volete che possa pigliarlo? Il folletto di Ceres che va a schiacciare in meta rischiando anche con il guantino nero. Arriva la trasformazione di Bustos e dunque il Rovigo nelle tenebre sta cercando di rassegnare la meta del bonus, i vani tentativi del Rovigo, questi sono gli spiccioli finali. L'arbitro Vivarini comanda la termine delle ostilità, il Rovigo FMCZ Delta batte il Casinò di Venezia 30-7, legittimo l'entusiasmo dei rossoblù, prossimo appuntamento il 4 dicembre a Roma contro la Mantovani Lazio.